chiamo Federica Falzone e sono l'autrice del Profumo di Limone. Ringrazio Orazio Maria Velastro, la giuria e l'associazione Stelle in Tasca per aver scelto il mio testo. Con immensa gratitudine e con gioia vi leggerò adesso uno stralcio. Appoggiavo la tazza sul tavoliletto in legno posto dinanzi a me. Il fumo e gli effluvi protendevano sino al soffitto e mi raggiungeva delicato il profumo di limone, come se tutta la bellezza fosse racchiusa in quel frangente dei sensi. Sospiravo e affermavo come vorrei vedere il mare. Da quando abitavamo in questo paese del nord Italia, avevamo capito che il suono delle onde ci abita dentro e che alcuni dettagli architettonici delle dominazioni arabe e normanne sono le linee che si ripresentano nei sogni. Ci eravamo trasferiti come emigrati del Novecento, ma con bagagli più leggeri e confortevoli, dalle tinte accese. Da quando vivevamo lontani dal caldo Mediterraneo, ci sentivamo così vicini ad ogni uomo, ad ogni donna che si era allontanato dalla sua isola. Mi sentii confortata dalle parole che descrivevano l'amore per quella terra di ceramica e granite, di teste di moro e di sedime. Mi sentii accarezzata dalle parole di autori che conoscevano bene quel profumo di limone e mi rifugiai spesso nelle descrizioni delle vite di Verga e delle introspettive, ironiche e profonde narrazioni di Pirandello, nelle riflessioni di Sciascia e nelle note aspre di Rosa Balistreri. Mi ritrovai a pensare a quando da bambina lentamente salì gradino per gradino nella casa di Pirandello, e quando da adulta ascoltavo affascinata la voce cheta del maestro Camilleri, come fosse una melodiosa ninna nanna. Arrivò il 17 luglio e intorno a me nessuno stava vivendo quel vuoto dentro. Quel giorno mi affrettai ad acquistare radini di tè, lettere a Matilde. Proprio quel giorno mi recai in libreria come fosse un santuario, come facessi visita alla sua dimora, e portai in casa le sue parole, sentendomi con i dovuti riguardi, in minima parte, anche io suo nipote, legata a lui dall'amore per l'isola delle tre ninfe, che seminarono bellezza, legata a lui dalla curiosa voglia di trattenere fra le righe la trinacria dall'incosto delle nostre penne. Lessi quel libro, lo lessi esterno, e ci sentimmo così profondamente legati al lutto che ci apparteneva. Era morto il caro Camilleri e il dolore fu doppio fra le foglie di limone. La lontananza avvicina il sentimento vivo, autentico, sottile, e mai avevamo pensato di sentire il mare così dentro, di sentirci, come Bufalino ci definì, di solitudine in un nuovo mondo. Il maestro, come custode della Sicilia, ci insegnò che il profumo dei limoni si annida dentro e ovunque ci raggiungono alcune onde, si infrangono lanciando quell'odore di salsedine e di brezza dirompente. E amavo sentire la sua voce tremula, meravigliarmi per la scelta di alcune parole, il modo in cui le accostava, sentirmi vicino a lui nel momento in cui narrava di essersi trovato in quel paese dell'entroterra e di aver scoperto casualmente, magicamente, la biblioteca comunale che lo accolse fra le pagine e il tepore. Anch'io amavo rifugiarmi fra gli scaffali e gli occhi impegnati, persi fra le parole e le storie, gli scaffali di questa nuova terra, lì dove tutti siamo isole tra barche di carta. Grazie ancora e buona serata.